Abbiamo lasciato il mondo dell'impresa ed eccoci proiettati al mondo dell'università con il magnifico rettore Maria Del Zompo. Ben trovata Maria. Ben trovati anche a voi e grazie per l'invito. Noi abbiamo ricevuto nel fine settimana un comunicato del vostro ufficio stampa dove si annunciava che sono state effettuate le prime lauree online, sia magistrali che triennali, con studenti di Fogni, Orune, Tempio e Olbia, un debutto per Sì, l'Università di Cagliari. professore Gianni Fenu, sono state in assoluto le prime lauree a distanza fatte dal nostro Ateneo. Le abbiamo fatte in scienze naturali e poi le abbiamo fatte in informatica. E adesso Information and Communication Technology. E dopodiché adesso per tutto il mese ci saranno le lauree di tutte le facoltà che porteranno a chiusura tutti gli appelli che erano previsti nel mese di aprile, per cui tutti i ragazzi pronti a laurearsi si laureeranno, i nostri studenti e le nostre studentesse. Siamo molto contenti di questo, abbiamo detto fin dall'inizio che noi non avremmo rallentato la carriera dei nostri studenti e stiamo mantenendo la parola in maniera, devo dire, egregia, grazie alla collaborazione di tutti e a un grande lavoro di squadra. Secondo comunicato dell'Ateneo con decreto del rettore, al via anche i tirocini curriculari e i laboratori che si svolgeranno online. Questa è un'altra bella sfida. Noi abbiamo organizzato due gruppi di lavoro, uno è quello che ha lavorato gli esami di profitto, perché abbiamo cominciato anche a fare quelli, e gli esami di laurea, e l'altro è il gruppo che sta aiutando i nostri docenti a organizzare i tirocini in teledidattica. E questa sarà una bella novità perché nel momento in cui noi useremo la tecnologia in maniera intelligente e in maniera anche ovviamente correlata a quelle che sono le interazioni con i docenti, vedrai che ci sarà un bel percorso anche per i nostri studenti e le nostre studentesse che avranno modo di applicarsi e di imparare moltissimo, anche se non faranno i laboratori in presenza. Maria, possiamo dire che il lavoro dell'Ateneo Smart Working sta funzionando a meraviglia? Assolutamente sì, perché molti di questi tirocini, grazie anche alle imprese e alle istituzioni che si stanno prestando in maniera encomiabile a fare questo, abbiamo la possibilità di far lavorare i nostri ragazzi in smart working, e il fatto che il nostro Ateneo sta lavorando splendidamente con tutto il personale docente e tecnico amministrativo in smart working, senza far perdere nessuna attività e nessuna competenza necessaria. Sono molto contenta e orgogliosa che abbiamo dato una risposta in tempi brevissimi, a quasi dell'incredibile, però ecco, questo funziona quando c'è senso di appartenenza e lavoro di squadra. In questi 60 giorni Maria Del Zompo ha preferito lavorare via Skype o in videoconferenza per non rischiare col coronavirus e ha avuto un unico appuntamento improrogabile per le problematiche del Policlinico. Diciamo che abbiamo fatto sì un incontro in presenza perché lo ritenevo doveroso, per capire insieme al direttore generale e al direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria le problematiche e le attività che si potevano svolgere per migliorare quello che già era stato fatto in modo, devo dire, notevole. Io sono molto contenta di quello che è stato fatto finora. Certo, possiamo fare meglio e adesso lo attiveremo, e meno male che possiamo fare meglio, e adesso grazie al fatto che sono cambiate molte regole, molte situazioni, e grazie al fatto che c'è maggiore disponibilità di dispositivi, ci sarà un ulteriore miglioramento di un'attività che il nostro policlinico sta portando avanti in maniera encomiabile, perché
abbiamo un'attività al pronto soccorso e nei reparti di medicina, un po' meno quelli di chirurgia perché sono un pochino più a rischio e hanno bisogno di un approccio un pochino più controllato, che riesce a seguire le patologie diverse dal Covid-19, perché non è che le persone hanno smesso di ammalarsi, non è che non c'è bisogno di, aiutami, di curare e di seguire le altre patologie che non sono scomparse, ci sono tutte e sono gravi come prima, e per cui è assolutamente necessario e importante presidiare quel percorso. E devo dire che lo stiamo facendo molto bene e guarda anche il fatto di una certa, come posso dire, creatività e flessibilità da parte dei colleghi del Policlinico, che per esempio con la professoressa Paoletti e grazie alla Croce Rossa sono riusciti, nonostante le difficoltà create dall'edificio in cui insiste il Policlinico, sono riusciti a creare due spazi diversi, uno per le mamme e uno per i pazienti oncologici, perché purtroppo l'edificio è lo stesso, e questo ti dà anche il senso di come i nostri colleghi direttori di dipartimenti assistenziali si danno da fare anche a livello personale per aiutare l'azienda a trovare delle soluzioni. Perciò diciamo abbiamo retto benissimo senza praticamente problemi, se non questi 15 o 16 positivi dell'ultima settimana, di cui solo 2 sono andati in presenza di sintomi, che era il minimo che si potesse aspettare in una realtà come quella di un virus che è terribilmente invasivo. Per cui stiamo lavorando bene, sono contenta, possiamo fare meglio, faremo meglio e ci stiamo organizzando per questo. I vostri docenti sono impegnati in vari settori. Noi abbiamo fatto un approfondimento nel telegiornale di lunedì dedicato all'impegno per la realizzazione di mascherine che sono tra gli elementi di protezione più richiesti anche nella fase 2 prossima avventura. Guarda, mi fa piacere che fai questa domanda perché ringrazio ovviamente i colleghi di ingegneria che si sono dati da fare per organizzare una parte del percorso che porterà alla certificazione delle mascherine. Ci stiamo attivando per mettere la Sardegna e le imprese sarde che volessero eventualmente entrare in quella realtà di avere tutta la certificazione universitaria per quanto riguarda le cosiddette mascherine chirurgiche, ma anche per andare su quelle un pochino più sofisticate. Ma non è finita, c'è il contributo dell'Ateneo anche per quegli aspetti legati agli schermi, diciamo un po' divisori che altri gruppi sempre di ingegneria stanno facendo e stampando in 3D, tutto ovviamente gratuitamente come contributo dell'Ateneo e dei gruppi di ricerca, del personale docente e tecnico per svolgere questa attività. Ma non è finito, abbiamo diversi colleghi fisici e matematici che ormai si stanno cimentando in maniera, devo dire, brillante, perché hanno anche già pubblicato su riviste internazionali, a fare che cosa? A tirare fuori quei modelli che sono utili e importanti nella predizione, o meglio, nella simulazione di quello che avverrà da questo momento in poi. Ed è un aspetto importante che aiuta i decisori politici a prendere poi delle decisioni in sintonia con delle previsioni che hanno un aspetto scientificamente il più corretto possibile. Stiamo portando avanti anche un percorso legato, per esempio, l'ultima notizia è di un collega, che è il collega neuropsichiatra infantile, che ha contribuito insieme ad altri a livello internazionale a mettere giù le linee guida per la gestione dei bambini autistici in una realtà come quella della reclusione, tra virgolette, o dell'autoisolamento creato dal Covid-19. Ma potrei andare avanti a lungo e in questo senso credo che sia importante per me e anche far raccontare ai tuoi telespettatori che il nostro Ateneo è presente e vitale anche per quanto riguarda la ricerca su tanti aspetti che il Covid-19 ha messo in evidenza, nel bene come nel male. La raccolta fondi per il Policlinico.
Ah, beh, mi fa piacere che stai facendo questa domanda. Allora, noi stiamo partendo con questa richiesta, questa donazione, che in realtà ha due scopi. Uno, quello, come hanno fatto tanti altri atenei in Italia, di sostenere l'aspetto clinico e gestionale delle aziende ospedaliere universitarie e per cui del policlinico, ma l'altra, quella di sostenere le cose che ti ho appena detto, cioè la ricerca clinica e di base, perché mi sono dimenticata di dirvi che ci sono dei gruppi che stanno studiando il coronavirus come tale e per cui vedere che tipo di aiuto dare per quanto riguarda la preparazione del vaccino, per quanto riguarda i test sierologici, insomma veramente un insieme di attività importanti che hanno bisogno ovviamente di finanziamenti. Noi abbiamo cercato di trovarli al nostro interno, però le donazioni di chi vorrà darci una mano in questo senso e contribuire a quello che i nostri ricercatori faranno, beh, saranno ben spesi perché saranno messi in evidenza dal rettore che dirà come li utilizzeremo. Siamo alle conclusioni e la conclusione è una provocazione, lo dico subito. No, perché le domande fino adesso erano... No, 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 questa è la finale, però io ho raccolto degli appunti con attenzione. Ti faccio dei nomi. Maria Rita Gismondo è una emergenza che può essere superata con facilità. Si è scambiato un'influenza appena più seria di un'influenza per una pandemia letale. Roberto Burioni, a che tempo fa? Pericolo zero per l'Italia. Pierluigi Lopalco, sono casi lievi come un'influenza classica. Fabrizio Pregliasco, è un'infezione respiratoria acuta che fa da corollario all'influenza di ogni inverno. Ilaria Capua, il coronavirus circolerà per mesi ma niente allarmismo ingiustificato. Massimo Galli, da troppi colleghi pseudo esperti, troppi errori, non siamo pronti ad affrontare l'emergenza. Ma la gente si è stupita. No, beh, non ti devi stupire. Allora, ricordiamoci una cosa, la scienza e la ricerca non è che hanno la palla di vetro, eh. Tu affermi delle cose perché in quel momento i dati sperimentali che hai a disposizione ti suggeriscono quel qualcosa. Non è che te lo inventi da un momento all'altro o sai predire il futuro. Per cui quello che è stato detto all'inizio dipendeva dalle informazioni, non informazioni che arrivavano dalla Cina. E perciò nel momento in cui tu sai che tutti i virus influenzali fanno parte della famiglia dei coronavirus, il discorso è, ragazzi, va bene, sarà una cosa un po' più grave, però non rompiamoci la testa. Nessuno immaginava che cosa. La cosa più importante, cioè il fatto che questo virus crea una risposta immunitaria da parte dell'ospite così aggressiva da creare poi i danni che sappiamo a livello polmonare e da creare le morti che abbiamo detto. Questo è un qualcosa che gli altri coronavirus non hanno e che non è venuto fuori inizialmente come tale. I primi sospetti hanno cominciato a venire fuori quando si è visto che un farmaco che agiva in una terapia, in una malattia autoimmune cominciava a funzionare nel controllare i sintomi del coronavirus. E allora hai cominciato a pensare, oddio, allora questo innesca una risposta autoimmune pesante ed è lì che dobbiamo andare allora a cercare la soluzione del problema. E da lì è partita tutta un'altra attività legata a come gestire la parte clinica. E non ti pensare che il calo delle rianimazioni o il fatto che i paesi che sono partiti con l'infezione dopo di noi o con l'epidemia dopo di noi hanno avuto un minor... È perché man mano che tu vai avanti con la terapia e la inizi subito, la gravità dei sintomi ovviamente si riduce, per cui hai fortunatamente un numero minore di persone che vanno in ospedale o che necessitano della rianimazione o che purtroppo muoiono. Questo aspetto tu devi pensare che la scienza non va avanti oltre il dato che ha in quel momento ed è giusto che sia così e non puoi avere i dati subito tutti chiari al 100%. È giusto che le persone vadano avanti in questo senso, il fatto che poi sia un virus che regge la sua virulenza
in situazioni diciamo un po' complicate come sul legno, sulla plastica, eccetera, in un tempo leggermente aumentato rispetto a quello che succede normalmente con tutti gli altri virus influenzali, ha fatto sì che si potesse portare avanti un discorso legato ai numeri che noi vediamo continuamente. Però credo che sia importante capire che la scienza quando parla sui dati che ha in quel momento, non fa fantasie e non ha una palla di vetro. La nostra domanda perché la gente era a bocca aperta per tutto quello che si era detto e visto in questo periodo. No, la bocca aperta non devi averla perché dovresti avere la bocca aperta se uno dall'inizio dice so tutto e so come andrà di sicuro. Non è proprio prevedibile. Ti ripeto, la scienza cammina piano, qualche volta un po' più veloce, con i dati che ha a disposizione. Meno dati ha e meno in grado di dire le cose come si svolgono. Più dati ha, e io devo dire che l'Italia in questo ha fatto un lavoro incredibile perché ha messo nelle condizioni moltissimi altri stati di capire come muoversi subito, non soltanto col discorso dell'autoisolamento e del lockdown, ma anche dal punto di vista terapeutico e della gestione dei pazienti. E questo è un merito che va dato al nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è uno dei migliori al mondo e continua ad esserlo nonostante tutto e nonostante i tagli che dal 2009 si sono succeduti in questi 20 anni continuamente, senza renderci conto che stavamo un pochino rischiando, un pochino molto, rischiando la vita di tanti nostri concittadini. Adesso c'è il momento per ripartire. Grazie Maria del Zompo. Adesso lasciamo l'università, lasciamo il magnifico rettore e andiamo con il nostro inviato speciale Stefano Lai al Santissima Trinità per vedere come si opera ed è una delle strutture virtuose unificate della lotta al Covid-19. Grazie Maria del Zompo. A voi, grazie a voi.